Elezioni regionali 2015. Istruzioni per il voto. Domenica 31 maggio, in Veneto, si vota per l'elezione del Presidente della Giunta e del Consiglio della Regione, oltre che per i sindaci e i consigli di 34 comuni. I seggi resteranno aperti domenica 31 maggio dalle 7 alle 23. L'elettore dovrà presentarsi al seggio con un documento di identità valido e la tessera elettorale. Chi non ha la tessera o la smarrita può richiederla all'ufficio elettorale del comune di residenza. Come si vota? Si può votare solo per il candidato presidente tracciando un segno sul nome e o sul contrassegno a fianco del nome. In tal caso, il voto si intende espresso anche a favore della coalizione collegata, composta da tutte le liste che appoggiano quel candidato presidente. Si può votare per un candidato presidente tracciando un segno sul nome e o sul contrassegno di tale candidato e per una delle liste provinciali ad esso collegate tracciando un segno sul contrassegno di una di tali liste. Si può votare a favore solo di una lista provinciale tracciando un segno sul relativo contrassegno. In tal caso il voto si intende espresso anche a favore del candidato presidente della giunta regionale a essa collegato. Si può votare per un candidato presidente tracciando un segno sul nome e o sul contrassegno di tale candidato e per una delle liste provinciali a esso non collegate, tracciando un segno sul contrassegno di una di tali liste. È il cosiddetto voto disgiunto. In tutti i casi in cui si sceglie di votare per una lista, si può anche esprimere un voto di preferenza per un candidato a consigliere regionale della lista prescelta, scrivendo il cognome oppure il nome e il cognome di tale candidato. Si vota domenica 31 maggio dalle ore 7 di mattina alle 23 di sera. L'elettore può scegliere di votare il candidato presidente prescelto contrassegnando il simbolo del movimento indicante la regione. Per quanto riguarda l'elezione del candidato e della preferenza del candidato della provincia, si consiglia di barrare il simbolo con la croce con il simbolo del movimento indicando il cognome e il nome del candidato prescelto. Buon voto.